Ciao a tutti, siamo arrivati al settimo video di questa mia serie che ho creato per andare a pubblicizzare appunto il mio secondo libro, il primo romanzo, Antonio Rizzi, dell'innocenza della realtà. Allora appunto, se nel precedente video appunto vi ho spiegato, appunto vi ho cominciato a parlare della prima parte del quarto capitolo, oggi ovviamente vi parlo della seconda parte. Comunque per fare un piccolo riassunto vi presento, mi chiamo Geremia Danti, sono un autore di Sabaudia, ho pubblicato 2 libri. Ho cominciato 3 anni e mezzo fa con il mio debutto letterario che si chiama La seconda esistenza, che è questo libro qua, questo piccolo libricino che è semplicemente una mia autobiografia che spiega come mi sono ripreso da una lunga malattia nel 2015, e ci sono anche altri dettagli personali. Poi successivamente ho deciso di scrivere questo libro nel 2019 che si chiama Antonio Rizzi, dell'innocenza della realtà, un romanzo thriller sulla mafia di un personaggio che ho inventato, ambientato prima a Corleone e poi successivamente a New York, che parla di delle vicende di questo giovane siciliano che viene coinvolto sempre più nell'ambiente mafioso. Poi successivamente ho fatto una pubblicazione nel 2020 prima che scoppiasse la pandemia, e adesso che finalmente la pandemia sembra quasi che ce la stiamo per mettere alle spalle, ovviamente farò diverse cose quest'anno. Io prima di cominciare il video vi ricordo, seguitemi, commentate ovviamente questo video, iscrivetevi sul mio canale, mettete un mi piace e seguitemi anche sulla mia pagina Facebook, dove ovviamente mi chiamo Geremia Danti, e sul mio sito web geremiadanti.it. Detto questo, per quanto riguarda il libro, voi ovviamente se volete acquistare una copia potete anche, se siete dell'Agropontino, potete anche trovare in qualche edicola, in qualche libreria magari lo trovate. Il libro si chiama Antonio Rizzi, come vi ho detto, però è molto più facile che lo trovate venduto da me nella nostra bottega di famiglia, la bottega del vino. Noi siamo a Sabaudia, provincia di Latina, corso Vittorio Emanuele III, numero 55. Detto questo, io bando alle ciance e comincerei subito a parlare della seconda parte del quarto capitolo, perché appunto ho deciso di fare questi video per parlarvi del mio romanzo capitolo per capitolo, dove andrò a analizzare tutte le evoluzioni della storia, delle vicende dello stesso Antonio Rizzi capitolo per capitolo. Quindi siamo ancora al capitolo 4, nella parte in cui lui appunto è ancora un adolescente, con insieme ai suoi genitori e al suo fratello maggiore Michele vive un'adolescenza apparentemente spensierata con i suoi migliori amici Marco e Paolo, con i quali per esempio condivide la passione per il calcio, ma sta per scoprire i lati oscuri di Corleone, come per esempio il boss della mafia Francesco Cilli, un importatore di olio d'oliva che però utilizza questa attività legale come copertura per i suoi affari legali, per i suoi contatti con la mafia in America, con la quale poi appunto il padre di Antonio, Nino, si indebiterà diversi anni prima dell'inizio appunto della storia vera e propria, chiedendogli un prestito, avendo appunto bisogno di soldi per la sua famiglia, e non riuscendo a sdebitarsi ovviamente ci andranno di mezzo anche i suoi figli, lo stesso Antonio rimane coinvolto. Sta vicenda da davanti appunto di quando appunto il figlio maggiore di Nino, fratello maggiore di Antonio, Michele, appunto per aver stato sangue dagli uomini dello stesso Francesco Cilli, e siamo arrivati a un punto in cui appunto lo stesso Antonio e i suoi amici scopriranno al fratello maggiore, riuscire a storcere l'informazione che appunto loro padre deve dei soldi allo stesso Cilli, e questo è il motivo per cui Michele è stato ridotto in quelle condizioni. Ma la prima parte invece del quarto capitolo andava ad analizzare come appunto lo stesso Michele, cioè come appunto come il padre di, no Michele scusate, come il padre di Antonio, Nino, appunto aveva deciso di risolvere la situazione con Cilli una volta per tutte, mentre lo stesso Francesco Cilli aveva deciso di partire a New York, dovendo incontrarsi uno dei suoi principali soci della mafia Cosa Nostra, del consiglio Cosa Nostra appunto di New York. Quindi io andrò ad analizzare la parte in cui appunto lo stesso Antonio Rizzi andrà ad affrontare il boss mafioso Francesco Cilli, ma si scontrerà col suo spietato braccio destro Carlo Sebastiani, nell'ultima pagina del quarto capitolo. Carlo Sebastiani aveva ricevuto istruzioni chiare da Francesco Cilli e da tipo fedele, da poche parole, non ci aveva messo punto a radunare gli uomini di Francesco e spiegargli quella situazione particolari. Cilli era partito per Palermo per prendere un aereo per New York da un'ora, e lui da secondo in comando aveva il compito di eseguire i suoi ordini. Aveva il compito appunto di eseguire i suoi ordini. E della sua assenza, in sua assenza per lavoro, mandandolo avanti per tutte le sue operazioni. Francesco era stato chiaro, aveva in bello un importante affare con la famiglia Gentile, doveva acquistare una grossa partita di eroina e nascondere la notorietà di Palermo, che serviva come copertura. Il punto è che questa non era affatto scusate ragazzi, l'intenzione di Francesco. L'antidroga poteva ficcare il naso in una città importante, e questa era la ragione per cui voleva assolutamente avere a disposizione un posto, un luogo più tranquillo, lontano da occhi indiscreti. Ovviamente servivano altri soldi, i 1000 dollari che Rizzi gli doveva gli sarebbero tornati utilissimi. Carlo, avendo carta libera ed essendo un uomo diretto, andò subito al punto con i suoi uomini. Ragazzi, il capo ci ha dato carta bianca, ma questo non significa che potete fare come volete voi. Chiedi subito il concetto degli altri. Aspettiamo che Nino Rizzi faccia un altro passo falso, chiese una guardia. No, gli rispose Carlo. Il signor Rizzi è stato chiaro, non può più aspettare, ha bisogno dei soldi per i suoi affari, non possiamo appunto permettere che un contadinotto ci faccia perdere tempo e la pazienza temporeggiando. E quindi gli chiese di controbalzo un'altra guardia, quindi gli rispose Carlo, andando al punto. Adesso 5 di voi verranno con me e ci dirigeremo a casa di Rizzi.
e ci faremo pagare con le buone o con le cattive, punto e basta. Era stato chiaro, aveva convinto tutti. Carlo selezionò 5 uomini che lui riteneva più adatti e prendendo un enorme lupara cominciava a dirigersi verso il paese. Nino aveva già in testa tutto quello che aveva intenzione di fare e niente, nessuno l'avrebbe fermato se avesse dato 1000 dollari a Cilli. Avrebbe risolto un problema, ma di sicuro poi i soldi per continuare a far vivere la sua famiglia non sarebbero venuti dal cielo. Non avrebbe potuto arrivare a questo, ma non riusciva veramente a trovare un'altra soluzione. Carmela aveva detto che Cilli era una persona paziente? Puttanate. Lei non lo conosceva di persone, credeva soltanto alle storie che noi raccontavamo sul fatto che Francesco fosse un uomo molto paziente. No, non era così. Cilli era un uomo che non amava tergiversare, che non amava temporeggiare. Se qualcuno aveva un debito monetario nei suoi confronti, avrebbe dovuto ripagarlo, volente e nolente. Continuò a camminare e raggiunse infine il confine, uscendo da Corleone. Apparentemente non c'era nessuno. Era un segnale positivo? Nina però avvertiva una strana sensazione di disagio, infatti ruotò la mano verso la schiena per prendere un bar e cominciò a inserire le cartucce nel rinculo e si nascose dietro un albero che si trovava al lato della stradina prima dell'inizio dei campi e attese. Silenzio, non c'era nessuno. Possibile? Quella zona era piena di guardie e di Cilli, ma ora niente. Nino si era quasi tranquillizzato quando cominciò a sentire dei passi e poi un brusio di voci. Siamo sicuri di procedere in questo modo? Chiese un uomo al suo compagno. Certo che sì, rispose un altro. E Nino lo riconobbe. Era Carlo Sebastiani, aveva spirato il braccio destro di Cilli. Non c'era da stare tranquilli con la sua presenza. Nino personalmente non l'aveva mai conosciuto di persona, ma ne aveva sentito parlare da voci e non erano affatto voci rassicuranti. Cosa doveva fare? Carlo Sebastiani si faceva la fama di killer sanguinario, che non aveva paura di niente e nessuno e che sarebbe disposto ad ottenere qualsiasi appunto risultato in modo appunto da soddisfare il suo capo, in modo appunto il suo capo fosse soddisfatto. Cosa doveva fare Nino a questo punto? Uscire da scoperto? Era da folli, ma quelli erano armati con le fine denti, non se ne sarebbe mai cavata. Ma forse se fosse rimasto nascosto sarebbe successa una cosa di lunga peggiore. Carlo e gli altri uomini sarebbero diretti a casa sua e allora sarebbero stati Carmela e i suoi figli a essere in pericolo. Ok, fosse stata l'ultima cosa che avrebbe fatto, si decise ad uscire. E voi state cercando per caso me? Urlò. Carlo e gli altri sgherri si girarono sorpresi, non si aspettavano che Nino fosse lì, sicuramente credevano che si trovasse ancora a casa sua. Ma guarda, gli disse Carlo con il suo sguardo marigno che si è fatto vivo. Credevo che stessi per scappare via. Allora non mi conoscete bene, né tu né Cilli, rispose deciso Nino. Io non scappo mai dai miei problemi, Carlo. E allora hai fatto un enorme errore. Da te il signor Cilli non vuole più scuse, vuole i suoi 1000 dollari, gli disse Carlo con un fare minaccioso. I soldi dice no, non posso consegnarli perché è più importante mantenere la mia famiglia che darli a voi, gli disse Nino. Se è questo quello che hai deciso, e qua appunto c'è lo sbocco fondamentale della storia, perché uno dei personaggi principali della storia ovviamente viene eliminato. Ovviamente parlo del padre dello stesso Antonio che appunto non avendo altra scelta, non volendo assolutamente considerare i soldi che aveva guadagnato l'ultimo mese allo stesso Cilli, o allo stesso Carlo Sebastiano, ha deciso appunto di affrontare gli uomini di Cilli venendo però ucciso. Se è questo che hai deciso, concluse Carlo, Nino era pronto, prese la lupara, fu più rapido degli scagnozzi, li colpì entrambi, ma fu l'ultima cosa che vide, perché Carlo colpì con la sua lupara in pieno viso, e il suo sorriso malvagio fu l'ultima cosa che i suoi occhi visero. Era morto nel tentativo di prendere la sua famiglia dai guai economici, ma l'aveva fatto a testa alta, nel tentativo di proteggere le persone che amava da un problema che poteva diventare ancora più grande. Carlo Sebastiano osservava il possibile, il volto senza vita degli novizi. Che stupido! Pensava veramente di cavarsela in quel modo, rifletté. Questo era quello che meritavano le persone che non sanno rispettare gli accordi. Francesco Cilli aveva pazientato anche troppo. Adesso avrebbe avuto i suoi soldi, un problema meno a cui pensare, poteva occuparsi dei suoi affari. Carlo guardò anche gli altri due uomini morti, ma non provava dispiacere per la loro fine. Se fossero stati uomini più svelti, sarebbero stati ancora vivi. Invece si erano fatti accoppare da un contadinotto sin troppo tenace. No, pensò Carlo tra sé, anche loro hanno meritato di morire. Chi non è in grado di stare in questo ambiente è meglio se prova a fare altro, oppure semplicemente il suo destino è quello di morire. Frugò dalla borsa accanto al corpo di Nino, prese i 1000 dollari e si allontanò dai cadaveri dei tre uomini. Poi telefonò a Francesco Cilli e informarlo della buona uscita del suo lavoro. Che è successo, Carlo? Gli rispose la voce di Francesco. È tutto a posto, capo, gli rispose l'altro dall'altra parte. Sono felice di informarle che il problema di Maurizio è stato risolto definitivamente e i suoi 1000 dollari sono adesso nelle sue mani. Sono felice di sentirlo, presumo che quel poveraccio abbia imposto resistenza, gli domandò Francesco. Diciamo che ha avuto più palle che cervello e adesso riposa come i pesci, confermò Carlo. Hai fatto bene, nessuno deve sgarrare su un accordo, altrimenti non sarebbe un uomo d'onore, gli spiegò Francesco. Ovvio, gli rispose Carlo. Cosa devo fare adesso, capo? Per il momento fai sporire il corpo, gli disse Francesco, deciso a non fare neanche un errore al suo braccio destro. E fai in modo di far sparire il corpo e mantenere un profilo basso. Al mio ritorno ho bisogno di quei soldi per l'affare che sto concludendo con Gentile. Va bene, farò come dice a noi Carlo. E Francesco riagganciò.
E questa appunto è la conclusione, come avevo detto ragazzi, della seconda parte del quarto capitolo. Adesso ovviamente ci sarà un'altra evoluzione della storia, perché ovviamente ci saranno conseguenze legate alla morte del padre di Michele e di Antonio, sulla madre di Antonio e Michele, Carmela, ma anche sullo stesso Michele e sullo stesso Antonio. Succederanno molti altri eventi, però adesso non ve li starò a elencare, ve li elencherò nei prossimi episodi, sui prossimi capitoli che vi andrò appunto a descrivere nei prossimi episodi, facendo appunto una sintesi più sintetica possibile, più riassuntiva possibile. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, commentate numerosi, iscrivetevi al mio canale e mettete un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, appunto visitatemi sul mio sito web, seguitemi sulla mia pagina Facebook, aiutatemi a condividere, a far crescere questa serie. Se volete una copia della Norizia la trovate a Corso Vittorio Emanuele III, numero 55 a Sabata, provincia di Latina. Ciao ragazzi.